3 mesi di duro lavoro, 24 ore al giorno per garantire la sicurezza di tutti. Parlano i dipendenti del laboratorio di microbiologia di Padova, punto di riferimento regionale per i tamponi. Quelli già fatti sono oltre 536.000. Dopo i rallentamenti, con i nuovi macchinari si tornerà a regime. Lucia Cappelletti. È una guerra. Per noi, sin dal 21 di febbraio, è una guerra. Ognuno di noi sta rinunciando a tutto, alla famiglia, a qualsiasi cosa, proprio per il laboratorio, proprio per la microbiologia, proprio per questa emergenza che è il Covid. Io ho 3 figli, non mi vedono mai, però sono orgogliosi che lavoro in azienda ospedaliera in questo momento. Nelle parole del personale del laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Padova c'è tutta la stanchezza, ma anche l'orgoglio e l'entusiasmo di chi sa di svolgere un'attività fondamentale per salvaguardare la salute e la vita di migliaia di persone. A Padova attualmente si processano 4.000 tamponi al giorno, a fronte di una richiesta di circa 6.000. I 2 estrattori, macchinari fondamentali nel processo, appena rotti, saranno presto sostituiti per raggiungere l'obiettivo degli 8.000 tamponi processati al giorno. Abbiamo avuto recentemente conferma che le 2 macchine ordinate arriveranno la prossima settimana. Quindi questo significa che dalla prossima settimana in poi avremo sicuramente più capacità. Nel frattempo ci siamo affidati anche a esperti dell'azienda per migliorare il flusso e verificare che ogni singolo processo e fase venga fatto nella maniera più rapida e più efficiente possibile. Anche se, ricordano dall'azienda ospedaliera, un tampone negativo non è un lasciapassare, il suo scopo è preservare i cittadini e soprattutto aiutare a fare prevenzione. Per questo, la raccomandazione rimane fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e igiene.